Una Marca trevigiana stremata dalle piogge incessanti che hanno messo a durissima prova la tenuta del sistema idraulico. Sono le 13 quando nel giardino della provincia atterra l'elicottero della Protezione Civile. A scendere sono i tecnici e i vertici nazionali della Protezione Civile che hanno effettuato un sopralluogo aereo della Marca trevigiana, hanno valutato il fronte delle frane, quello che maggiormente spaventa in queste ore, ed hanno controllato il corso dei fiumi, monitorando anche i danni provocati dalle falde. La colpa di quanto è successo è facilmente individuabile. In questi giorni è piovuto un terzo in più rispetto ai giorni dell'emergenza di 4 anni fa. Le frane hanno interessato tutta la fascia alta della Marca trevigiana. Un altro grosso problema mentre sono le acque di falda che stanno continuando ancora. Un fenomeno che non si vedeva da 50 anni e che ha creato non pochi problemi, in particolare nel tratto medio tra Villorba, Maserata e Cimadolmo, ma anche a Mareno di Piave e a Santa Lucia. Un'emergenza per la quale la Regione ha chiesto uno stanziamento e per la quale la provincia si appresta a distribuire in queste ore un questionario per la conta dei danni. Nei prossimi giorni la provincia si attiverà per la conta di danni in collaborazione naturalmente con la Regione Veneto, che poi è l'ente deputato. So che la Regione Veneto ha quantificato in tutto il Veneto circa 500 milioni di euro di danni, abbiamo anche il Padovano che ha diversi danni, ma comunque danni ne abbiamo anche qua noi nel Trevigiano. Una Marca dunque pronta a chiedere aiuto per quanto è andato distrutto da frane e allagamenti, ma anche per le aree agricole, dei cereali a radicchio, interi raccolti devastati dall'acqua. Ora si vedono le ferite che sono principalmente, almeno nella zona del Trevigiano dove siamo venuti oggi a fare un sopralluogo con i colleghi del Dipartimento, i risultati delle frane, dei movimenti franosi, per cui nella giornata odierna faremo un sopralluogo proprio col Dipartimento per la verifica dei danni che risultano cospicui in tutta la regione.